Buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera. Eccoci qua, questa sera ragazzi. Oggi siamo alla pazza gioia, il nostro quanto studio siamo? è davvero pienissimo. Io oggi durante la puntata avevo detto questa sera vi aspetto per l'appuntamento con Dario Fazio, Loris Rapisarda, Peppe Armani e i loro ospiti. E guarda qui cosa hanno combinato, un salotto lo possiamo chiamare questa sera, il nostro appuntamento. Il salotto tutto matto. Innanzitutto do la buona serata a tutti i nostri belli di Bella che ci stanno guardando tramite il canale 181 del digitale terrestre, chi ci sta ascoltando tramite il 103.7 in FM e in DAB blocco 10C. Poi saluto anche chi ci sta guardando tramite tutte le nostre applicazioni che ricorderò sempre potete scaricare in maniera totalmente gratuita sia sul vostro cellulare ma anche sul vostro televisore. Saluto chi ci guarda su Facebook e saluto anche chi ci sta guardando su TikTok perché già siamo collegati. E vado a dare la buona serata a tutti i nostri artisti perché questa sera siamo in tanti. Allora Dario, dimmi un pochino chi hai portato questa sera. Abbiamo Loris, innanzitutto buonasera Loris. Buonasera. Peppe Armani, bentornato anche a te. Abbiamo nella scuderia ora Valentino. Abbiamo la scuderia, abbiamo si il piccolo allarga. Nico. Stiamo crescendo piano piano. Bene, cerchiamo sempre di andare più avanti. Ma nella vita bisogna sempre andare avanti perché chi rimane fermo nello stesso punto non cresce, quindi bisogna provando, sempre piano camminare. Piano. Senti, ricordiamo la nostra bellissima serata? Il 13 maggio, certo. Diglielo a loro. Il 13 maggio vi aspettiamo alla Villa dei Sogni. Ci sarà Dario Fazio, Loris Rapisarda, tanti ospiti che poi vi diremo e poi ci sarà il nostro special guest Gaetano Pescheria di Catania. Com'è? Gaetano Pescheria di Catania. Com'è la frase? Com'è la frase? Io non la ricordo. Vediamo. C'è qualcosa che ha a che fare con il cavallo? Eccola. Peppe Armani di sottofondo ha risposto. Aspettiamo ancora qualcuno perché questa sera ci sarà un altro ospite, giusto? Se non sbaglio? No, non può venire, il prossimo venerdì. Ok, va bene, allora siamo al completo. Quindi ci doveva essere Francesco Zerbo, ha avuto un evento privato, quindi il prossimo venerdì è insieme a noi. Un saluto a tutta la famiglia Zerbo. Mi associo, anzi ci associamo. In cui il giorno 15 siamo nella pizza spettacolo di Francesco Zerbo. Esatto, il 15 di aprile. Abbiamo parlato del 13 maggio, ma quella di Francesco Zerbo sarà proprio il 15 aprile. Allora, io direi di iniziare immediatamente perché siamo in tanti, quindi voglio che cantiamo tutti. Sì, iniziamo. Cosa facciamo? Facciamo iniziare a qualcuno di nuovo, qualche ospite, o volete aprire voi, ragazzi? Possiamo anche fare cantare... Facciamo Nico, entrare Nico, dai, facciamo iniziare a lui. Innanzitutto Nico, ben arrivato. Loris, mi passi il microfono. Innanzitutto buonasera a tutti. Ben arrivato, questa è la prima volta che noi ci incontriamo. Sì. È la prima volta che viene anche qui su Bella. So che già hai realizzato. Questa è la prima volta di tantissime volte. Ieri abbiamo fatto un evento privato. Ho visto. C'era Loris e c'era Nico, questi qua sono loro che devono crescere, devono dare il futuro della musica. Infatti io questa cosa di Dario la dico sempre, perché lui, se vedete, io dico sempre, li mette sotto la sua ala, ed è una cosa molto bella perché lo fa proprio con i ragazzi più giovani, con chi arriva da poco nel campo della musica. Tra l'altro ho visto i video che avete postato su Facebook, ho anche divertiti. Cliccato il like. Voglio ringraziare Alessio Caruso che mi ha chiamato e voglio fare ancora tanti auguri per i suoi 18 anni a Fabiana. Glieli facciamo tutti insieme. Allora Nico, dicevamo, questa è la prima volta che tu sei qui con noi, so che già hai realizzato tanti brani, giusto? Sì. Quindi questa sera speriamo di riuscire a farli ascoltare tutti, ma intanto con quale brano iniziamo? Sì, troppo innamorata. Capito? Qua si parla sempre d'amore. Dai che si inizia a cantare, facciamo un applauso forte. Manca troppo lui. Aspetti sempre ma non ti chiama mai. Non se ne importa, pensa soltanto a lui. Perché non può capire che non va con te. Ti senti troppo innamorata e non lo sai scordare. Non serve a niente, la stai male, non lo meriti. Sei troppo bella e non sa che va giù a te. Fatto più belle che stasera uscino miezza mi. Falle capire che non te ne voglio, che il cuore deve sempre
fazia, insieme con adesso stavo dentro già, è tutto inutile, lui non cambierà. Tu senti troppo innamorata e non lo sai scordare, non serve a niente ma stai male, non lo meriti, sei troppo bella e non sa che va giù a te, mandalo al diavolo, e se non se ne importa che stai male lo capi, e non creatura la sverdere sta ma sentì, fatti più belle che stasera scendo mienza vi, falle capire che non te ne volte che il cuore deve sempre. E se non se ne importa che stai male lo capi, e non creatura la sverdere sta ma sentì, fatti più belle che stasera scendo mienza vi, falle capire che non te ne volte che il cuore deve sempre. Grazie. Bravo Nico, vieni qua, mettiamoci al centro, vieni, così abbiamo le telecamere che ci puntano in maniera perfetta. Allora, questo è il brano numero? Secondo. Il secondo brano che tu hai realizzato. Sì, Come si sì. intitola il primo che hai cantato? Il primo è Simo Guagliuno. E lo faremo ascoltare più tardi se ci riusciamo. Certo. Senti, nel frattempo io mi sono collegata nella nostra diretta TikTok. Sono arrivati tantissimi complimenti dove ti dicevano vai Nico, Maurizio e Agata, poi c'è Daniele Rapisarda 90, salutiamo Rosi, Antonio, Giorgio che dice vai Nico, insomma Buonasera ci sono a tutti. tanti commentini per te sul nostro TikTok e li Praticamente ringraziamo. stiamo volando. Vai, ancora è l'inizio. Comunque Nico, ci vediamo dopo, continuiamo a cantare, così anche ci racconti quali sono le novità che arriveranno, faremo anche i saluti per te e tutto il resto, ok? Bene, allora Dario, puoi sederti tesoro. Dario, vieni vicino a me, dove sei Peppe? Anche Qua, per qua. il microfono, È Nico, qua, Peppe. aspetta perché ho il telefono Grazie. in mano. Tieni. Allora, diciamo che dopo continuate a scrivere voi i vostri messaggini nella nostra diretta TikTok, che dopo vi saluteremo, come sempre la faremo apparire alle nostre spalle. Tutte e due, a parte che oggi guarda Peppe Io Armani tutto floreale. Io non ho salutato a Sonny il direttore. Buonasera ragazzi. Non si fa. Non si fa. Poi non arrivano gli applausi. va bene. Giammai, guarda, di Sonny il direttore. Ho detto Grazie. Visto? Visto, subito siamo arrivati, dai. Subito sono arrivati. Va bene, che ne dite se facciamo il duetto? Sì, Subito, ci avevo immediatamente. pensato. Nel frattempo voglio salutare a Carmelo Carbone della pizzeria Carboni a Denti che ci sta guardando. Bene Carmelo, noi ti mandiamo un bacio. Io voglio salutare la tua mamma perché ha La mia commentato mamma. anche lei che è qui collegata Mia insieme moglie a che ci noi. sta guardando, i miei bimbi. Franci, la salutiamo, Angelo, insomma Maurizio e Agata. Tutti quelli che ci stanno vedendo, va. Tutti. Noi nel frattempo vogliamo ricordare a chi ci sta guardando in TV che magari vorrebbe parlare insieme a noi che questa sera, dato che abbiamo tanti artisti ospiti, sicuramente non riusciremo a prendere le telefonate, quindi qualche dedica speciale, qualche saluto particolare, scriveteci direttamente nella diretta TikTok che viene più facile ed è molto più veloce farlo. Ci siamo, andiamo con il vostro duetto. Peppe Armani, oggi sei tutto floreale, sei tutto un fiore. Grazie, questa grazie. sera è tutto un fiore il nostro Peppe Armani. Andiamo con il duetto che è stato Sì, sì, realizzato andiamo con e il sta andando duetto. davvero Dai, molto dai, bene. Dai, facciamolo. Non la pensare più. Non ce la faccio, io te voglio parlare. Tu mi sei frate e mi puoi aiutare. Che la voglione sta pigliato cuore e distrutto senza pietà. Io quante volte l'ho già detto che la che non mi piaceva non era lei, fatta per te. Mo viene che t'aspetta sotto a casa mia, non può sta male per una femmina, non può morire. Ma pensa ancora, a tengo in te pensieri, ma ritagliare sera per nimmer ca. Non può sta male, d'amore non si muore, è stata brava a
può trovare, che ti va bene veramente, non ti pigli in giro chi studiare. Chi studiare è stata brava e t'ha ingannata, con il suo carattere l'ha fatto scemo, in dei pensieri tu le ha cacciato, e che sta vogliono per sempre te le ha scordato. Sono innamorato, non ce la faccio, è troppo forte questa voglia che ho di lei, mi fa impazzire. Oggi lasciate pure a casa mia moglie, per stanze mi cucchiere, casa ne fottene. A pensa ancora, a tengo in te pensieri, ma ritagliare sera venimmene qua. Non può sta male, d'amore non si muore, è stata brava a t'ingannare con quelle parole. Come mi manca, sono innamorato, ci ho dato cuore mio e da stimare. Sienta a me non ha pensato, nada meglio può trovare, che ti va bene veramente, non ti pigli in giro chi studiare. Chi studiare. Pensa ancora, a dentro in te pensieri, ma ritagliare sera venimmene qua. Non può sta male, d'amore non si muore, è stata brava a t'ingannare con quelle parole. E Peppe Armani insieme a Dario Fazio Grazie. a Pensa ancora. Tu ti eri dimenticato a qualcuno, eh? Guarda qui chi ti ho portato, guarda qui chi ti ho portato. L'ho prelevato direttamente col giubbotto, non gli ho dato nemmeno il tempo di toglierselo. Hai fatto bene, Cioè hai l'ho fatto preso, bene. l'ho prelevato da lì, dalla porta, l'ho preso e gli ho detto vieni, e lui Mary mi devo togliere il giubbotto. Gli ho detto no, dobbiamo dare il Hai fatto Quindi non gli ho bene. dato nemmeno il Hai tempo fatto di bene. toglierlo. Direttore, buonasera, scusa, direttore. ma Buonasera. è giusto? È giusto? No, non è giusto, però ho mille pensieri in E allora testa, presentalo capito? come si deve. Chi mancava? Emanuele Chi Monaco, mancava Emanuele all'appello? Monaco. Stasera Ecco. sarà qua insieme a noi. No, veramente? No, per finta, tu lo sai, io dico cose per scherzo. Manuela, Sì, te lo sì. puoi togliere il giubbotto, lo puoi togliere e ti puoi mettere bello comodo e Il direttore tranquillo. ci rimprovera, Volevo far vedere a tutti Vabbè, come dai, l'avevo avevo preso. ragione. Che cosa è successo? Niente, tu vuoi sapere sempre tutto. Certo, Sto parlando io con il devo sapere. direttore. Va bene. Allora. Senti, allora Emanuele, adesso tra un pochino canteremo pure con te, racconteremo tutto il resto, quindi al momento ti puoi sedere vicino a Loris, perché io volevo fare qualche altro salutino, perché qua stanno arrivando tantissimi messaggini che stanno veramente, io gli ho detto a tutti scrivete che adesso vi salutiamo, ci sono un sacco di dediche, c'è Andrea Aiello Fortunato che vuole essere salutato. Buonasera, Poi Andrea. Ciao, Franci per la moglie Natascia, un ti amo tantissimo, e saluta anche Enzo Ranno, lo saluto anch'io, mettetevi più vicino a me ragazzi, un bacione grande ad Enzo Ranno, grande grande. Poi c'è Massimo Campagna, andando avanti c'è Cipo Ciappo, la tua mamma, Francesco, in tanti, sono tantissimi, ma veramente tantissimi. Io direi a questo punto di continuare a cantare e poi dopo continuiamo anche con tutti i salutini. Ok, un saluto a tutta la pagina di TikTok di Bella Radio. Esatto. Quindi voglio a Loris qua, vicino a me, vicino a me, vicino a me. Dobbiamo fare un altro saluto. Loris, prego. Vieni qua Loris che lo Dobbiamo fare facciamo un altro insieme. saluto, Dobbiamo fare un altro saluto perché ho appena notato che mi è arrivata una fotografia da delle persone che ci seguono da Palermo. E sapete di chi sto parlando? Oh, il maestro Ignazio Caracausi. Lo salutiamo. Maestro, buonasera. Un bacio a tutta la Un Obsession abbraccio Music. a te e a tutta la tua splendida famiglia. A Laura. Un saluto a tutta la bella Palermo. Tutta Palermo al completo, la salutiamo. Allora Loris, innanzitutto come stai? Tutto bene. Prima io ti ho visto che eri con Sonny, stavate programmando qualche altra cosa?
Sì. Cosa state programmando? Vuole sapere Io tutto, vuole ma sapere. Io non lo so. sai cosa stavano facendo? Erano chiusi nella sala di Sonny. Io sentivo che stavano Sonny? ascoltando i remix. Ho detto non è Cosa che questi state due combinando? vogliono Cosa, combinare qualche altra cosa e quindi sicuramente qualcosa. Vedi che c'hai il sorrisino quello sotto il baffo. C'è qualcosa C'è pronto, sì, qualcosa tutte che e due- bolle in te. Che ci stanno C'è tenendo qualcosa in segreto. pentola che sta bollendo. Va bene. Allora, Loris, quale cantiamo stasera come primo brano? Addosonnato. Iniziamo con il secondo preferito, giusto? Sì. Ecco, perché ormai non so malamente il primo. Loris Rapisarda! A giornate sole, la torre, il caffè. Una canzone sono e già sono pronto a cantare. Non compagno motorino ma aspettano già. Prendevi così monato il capo, prende il quartiere. Se ma non compagno voglio camminare. Mi dici che sono nato sto con a una mamma e non è pronto per mangiare e tratto a sputtare. A 13 anni che sta chi va di già, perché nessuno niente tu può regalare. Sappiamo quanto costa a noi crescere qua, ma niente potremo fare. Siamo 100 capo niente e felice e si diverte. Una camminata mi ci dicono tu guardi la casa mia e forse nessuno sa, ma sono orgoglioso che sono nato qua. Sto crescendo con la scuola che mamma e papà mi stanno imparando che tutto si può fare. Basta credere nei sogni e tutto si può fare, senza scordare che sono nato qua di quartiere. Se ma non compagno voglio camminare, mi dici che sono nato sto qua, ad una mamma e non è pronta per mangiare e tratto a sputtare. A 13 anni che sta chi va di già, perché nessuno niente tu può regalare. Sappiamo quanto costa a noi crescere qua, ma niente potremo fare. Siamo 100 capo niente e felice e si diverte. Una camminata mi ci dicono tu guardi la casa mia e forse nessuno sa, ma sono orgoglioso che sono nato qua. A 13 anni che sta arriva di già, perché nessuno niente tu può regalare. Sappiamo quanto costa a noi crescere qua, ma niente potremo fare. Siamo 100 capo niente e felice e si diverte. Una camminata mi ci dicono tu guardi la casa mia e forse nessuno sa, ma sono orgoglioso che sono nato qua. Addosonnato! La bellissima canzone di Loris, orgoglioso del proprio quartiere, che poi tra l'altro è anche il mio. Quindi un bacio a tutti gli amici di San Giovanni Calermo, non abbiamo detto niente. Va bene, allora noi dopo ritorniamo insieme e facciamo tutto il resto. Ok? A questo punto oggi stiamo correndo, non come il solito che iniziamo a chiacchierare e non la smettiamo più. Oggi siamo più veloci, Dario, Oggi siamo più Insomma, veloci. io mi vero fermo. No, veloci siamo, veloci, qua si sta camminando alla grande. È arrivato il momento adesso di un altro artista che anche lui per la prima volta è qui con noi durante questo appuntamento del venerdì conosco, sera. Valentino. Esatto, l'ha già svelato. Vieni qua Valentino, vieni, alzati, Buonasera, avvicinati a noi. buonasera. Buonasera. Sì, lui visto come ti ha chiamato, l'amico nostro Valentino. Vabbè, ma ormai ti hanno già visto e quindi sapevano che avresti cantato Già sapevi. durante la serata. Noi dobbiamo salutare la nostra ombra,
Marcello Certo, Rapisarda. un bacio. E tutta la spesa famiglia. Avvicinati Dario, vieni qua, mettiti vicino a Valentino, mandiamo un bacione grande a Marcello, mandiamo un bacio a Valentina, a Chanel, il piccolo Mattia, insomma, ecco. Chanel tutto venerdì completo. sarà qua. Chanel sì, sarà qua venerdì. In realtà sarebbe già dovuta essere Dove qui. essere qua, ho avuto sempre impegni, quindi Ci sta, il lavoro anche per Marcello ovviamente è tanto, quindi riusciamo a capire anche queste cose. Allora Valentino, come stavamo dicendo, questa è la prima volta che anche tu sei qui all'interno del nostro appuntamento serale, giusto? Su Bella Radio, nella puntata insieme al nostro Dario Fazio. Io tra l'altro dietro nelle quinte ho visto una testolina che si affacciava, Conosci anche. che conosciamo anche e che anche lui lo bei progetti, bellissime cose in corso, tante cose Massimo? da... Cioè lo vedi come lui è così. Massimo entra. Massimo Cioè, Zamma. Conviene sempre Dani. lui fa- Massimo, non Ma mi chi è sbagliavo Massimo? però, non mi No, sbagliavo. era un Umpalumpa che si era non mi fatto. sbagliavo, allora. Era un Umpalumpa, hai presente Il nostro tu? Max. Eccolo. Saluto a tutti, innanzitutto saluto a tutti. E poi volevo dire appunto che ci sono dei progetti con Valentino. Tante cose belle. Tante ci cose sono. belle. Belle, tante cose belle. Da una mia idea è nata questo progetto. Il prossimo brano che uscirà sarà un'idea, è nata questa qua tutto da un'idea di Max. Allora, partiamo dall'inizio, perché così stiamo facendo un po' di confusione, non si capisce Mary già sa bene. tutto. Sì, allora i ragazzi hanno deciso appunto di collaborare insieme. Dando le idee di Massimo. Massimo è arrivato. Alla gioventù. No, è giusto, no? E insieme hanno appunto deciso di mettere in atto dei progetti nuovi che si stanno realizzando, giusto? Molto belli Esatto. anche. Cosa? Esatto. Belli anche. Ecco, dei progetti molto belli. Allora, tu devi sapere che quando dici la parola cose belle, automaticamente parte questo. Belle, cose belle, grandi, capito? Si dice così, perché è tutto bello su Bella, quindi Ovvio. lo dobbiamo enfatizzare. Stiamo dicendo, ci saranno questi progetti molto importanti. Quando verrà fuori finalmente? Quando riusciremo a vedere Quello qualcosa? con Max penso che Tra qualche settimana. tra qualche settimana. Perché ancora a breve c'ho un altro con la piccola Carmen B, che è un Sì. nuovo singolo, Bene. GPN Sound prodotto, e un altro con Nino Fiorello, che è un altro brano che sta per uscire. Quindi ho 3 brani che devono uscire, 3 Che bombe. in preparazione. A questo punto, come dicevi tu prima, siccome il tempo stringe, No, però la gente è curiosa di vederlo cantare. quello sì, sicuramente, Anzi, però di io sono sentirlo, anche del parere che bisogna aspettare sempre un pochino tra un brano e un altro, perché altrimenti andare a buttare certo. di sopra infatti, un brano dopo l'altro è un attendiamo po' un tutte cose per peccato. uscire bene, perché sono veramente 3 mine. non per E qualcosa, quindi ma- andare a buttarne un altro addosso sarebbe un Salutiamo anche peccato. Cami King, comunque ci sta seguendo, tutti dalla Germania ci stanno seguendo. Li salutiamo tutti. Un bacio alla piccola Carmen. Salutiamo tutti, dopo vi faccio fare anche tutto l'elenco dei saluti e tutto quello che volete fare. Con quale brano iniziamo, ragazzi? Che mi hai combinato, penso, no? Che mi hai combinato, sì. Ragazzi, che gli avete combinato? Il singolo di lancio mio del nome melodico, perché parto come italiano. Lo sappiamo benissimo perché ti conosciamo, sappiamo un po' quella che è la vita artistica di Valentino. Che avete combinato, raga? Che ci avete combinato? Che ci avete combinato, Li lasciamo cantare? Io saluto a tutti, una buona serata. Grazie per essere stato con noi da dietro, Massimo da dietro, dalle quinte. Grazie. Noi siamo pronti, questa è sempre una tragedia quando si deve uscire, perché tutti partono per in avanti, sì, lo fanno un po' tutti. E invece no, perché vi vogliamo tutti in salute. Andiamo, si canta con Valentino. Quasi per gioco, in un secondo, e si pigliate tutte cose me. Con quel sorriso tu hai vinto su tutto, e mo sto cuore mo dipendate. Solo se mi guardi mi innamoro, non ragiono, si sto senza te. Ma che me combinate, da chi sto cuore mi inondate, non trovo pace. Che ti amo da impazzire e te lo dico sottovoce. Fammi sapere a dove già portava ogni cosa per te. Che non mi basta più, soltanto se mi basta giuro non ragiono più. Ci vedo sempre più, o sei dentro sto cuore ci stai solamente. Ma come fai? Solo se ti penso giuro che poi mi metto nei guai. Arrossisci, sei bellissima, non so cosa farei. Tu che hai dato la risposta a tutti quei dubbi miei. Quei dubbi miei. Tu che non trovo più parole, spoglio d'annure che voglio d'amore. Se tu sei un sogno io voglio sognare. Dammi ancora un momento d'amore, dimmi che mi va.
restando rocca stasera. Tu voglio stuma che mi hai combinato, che sto coro di lontana che non trovo pace. Cerchiamo da impazzire e te lo dico sottovoce. Fammi sapere a dove già portava ogni cosa per te. Già non mi basta più, soltanto se mi va se giuro non ragiono più. Tu sei bello sempre più, o sei di nascosto cuore ci stai solamente tu. Non mi serve più niente a sto mondo, in un campo se non ci stai tu. Tu quel 5 di luglio hai cagnato sta vita, ma io voglio solo con te. Che hai combinato, mo dimmi tu che hai combinato. Che hai combinato, che tu già non mi basta più, soltanto se mi va se giuro non ragiono più. Tu sei bello sempre più, o sei di indosso cuore ci stai solamente tu, solamente tu. Che hai combinato, Ma che combinato! Bellissimo Valentino. Cose che capitano. Voglio ricordarlo questo perché merita. L'autore è Davide Arezzi. di Salutiamo questo capolavoro. Davide. Ciao Davide. Davide ha scritto per tanti artisti Tanti che capolavori. sono Un saluto anche a Alex tutti- Magri, Mi alle associo. Digital Sound di Salvatore. Tutta la digital sound. Abbiamo Tu- un'infinità di saluti. Vai, parla al microfono, un'infinità di saluti e dopo li facciamo. No, li lo dico, facciamo stiamo tutti. salutando un sacco di persone. Cioè, Ed è giusto, Su Bella, solo cose belle, è vero. Bravo, belle. Bello, bello e bello. Grazie Valentino. Grazie a voi, Mary. Grazie. Grazie Se a dopo Dario. riusciamo la riproponi questa canzone perché è molto bella, ok? Grazie. La rifacciamo ascoltare. Allora, a questo punto è dunque a capo, no, senza capo, continuiamo. Punto e virgola. Vabbè, Abbiamo- o 3 puntini di sospensione, magari. Abbiamo il prossimo artista che si deve esibire. Emanuele? Monaco, vieni qua, vieni Emanuele, vieni pure tu, prendi il microfono da Vale, Buonasera a tutti. Buonasera Emanuele, ben arrivato anche a te, come stai innanzitutto? Bene, tutto bene. Siamo stati insieme noi scorsa settimana, Sì. abbiamo cantato e quest'oggi ci siamo ritrovati per cantare ancora. Con quale brano iniziamo stasera? Sei più bella una stella. Ragazzi, questo è per tutte noi. Solo un brano solo canterò questa sera. Questa sera solo uno, ma lo possiamo dire che per tutte noi belle, Vabbè. che siamo tutte belle, più belle di una stella. Quindi ragazze, è tutta per noi. Con i tuoi modi di fare fai morire. Non sai c'è più già fai. Allora quando ti chiamo rispondi che sono geloso ma non lo capisci. Ma che sta bocca soltanto la mia. Che solo tu fai bella vita mia. Non ho più scuse, non so che fare. La voglia sale, tu ci sono pazzi e ti porto dove vuoi tu. Beviamo un Malibu e poi stanotte che ce ne importa. Oh, sei più bella una stella, ma te guarda sei bella. Mi fa pazzi, diventi rossa, sei timida. Ma non è che mi hai fatto, tu mi hai fatto schifezza. Dammi un vaso, chiudi gli occhi e non ci pensa. Dammi fuori quella faccia di voi stasera.
più bella è una stella. Adesso Loris vi deve dire una cosa. Avvicinati e diglielo. Vai. Pubblicità. Rimanete con noi. Rimanete con noi. Spot. Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella radio. Bella Radio. A tutte le ore. Bella è sempre con te. Bella radio. Siamo tornati e abbiamo buttato tutti fuori. Questa sera la puntata la termineremo io e Loris. Abbiamo deciso così perché vogliamo fare un saluto, ci siamo ritagliato questo spazio perché volevamo fare un saluto molto veloce a tutti coloro che ci stanno commentando su TikTok, perché durante la pubblicità insieme a Loris, apritemi il microfono di Loris per favore, dalla regia? Regia, stavo dicendo, abbiamo fatto tanti saluti, vogliamo salutare tutti coloro che sono collegati, che hanno commentato, siete in tantissimi, dopo vi saluteremo a tutti. Allora, a questo punto è arrivato il momento di far cantare Nico, giusto? Datemi l'ok, ok? Allora Nico, se non sbaglio ci sono 2 brani tuoi da proporre al pubblico che ci sta ascoltando. Che cosa andiamo a cantare? Te sposo. Che è l'ultimo brano che è uscito, giusto? Se non sbaglio? No. Va bene, comunque già è stato realizzato da un po' di tempo, ovviamente tutti i brani di Nico li potete trovare su YouTube. Adesso ci andrà a far ascoltare proprio Te sposo. Andiamo! Sei
prossimo brano è Si muova Juno e lo voglio dedicare al mio compagno che si chiama Cristiano. Non può capire che sensazione strana. Mi sento che mi caro una colla. Mi suona che mi chiami non sei tu. Io mamma che mi dice faccio tardi e fai ancora sveglio ma dormi. E io che gli rispondo stai tranquilla. Adesso non ti preoccupare. Se mi vogliono ancora troppo picciolino per capire. Bravissimo Nico, e questa canzone me la ricordo molto molto bene, molto bella, bravissimo Nico, molto. Grazie. Allora Nico, vuoi fare qualche salutino? Sì, vorrei salutare tutti i miei amici che mi stanno guardando, sì. Alla mia famiglia, ai miei nonni, ai miei zii, a tutti. Benissimo, noi ci associamo ai tuoi saluti. Vuoi mandare un salutone anche a chi? E pure a mio nonno che non c'è più. E ti guarda da lassù e ti tiene la mano da lassù. Bellissimo pensiero, un bacio a tutti gli angeli del paradiso, bravo Nico. Allora, a questo punto io direi, Peppe, di fare un brano. Cioè, Daniela, tu me l'hai trascurata sotto ogni punto di vista. Quella famosa Daniela, in attesa dell'uscita del nuovo singolo che si sta preparando. Che ne pensi? Adesso ti accendo, no? Perché sono distratti in regia. Grazie. Ecco, sono un po' distratti. Quindi stavamo dicendo, che dici? La riproponiamo? Volevi cantare qualche altra canzone? No, per ora non ce n'ho. Quindi? Ma presto ci sarà. Abbiamo in preparazione un nuovo brano anche con il nostro Peppe Armani. Andiamo con Daniela? Grazie. Dai, andiamo con Peppe Armani, certo che ci siamo. Così, Parto dalla mia città senza saper dove andare e mi sono fermato qua dove ho conosciuto te.
e ci siamo frequentate, poi ci siamo innamorate, mo che sto lontana da te, come soffro dentro me, Daniela, tu cuore mio è come una candela, che se studate non si può appicciare, perché lontana noi amare sta. Daniela, io me ne muore sulla ce pensare, da tutte e due mo già mi scordare, se siete non mi fide sta. Daniela, aspetterò per sempre sai, e non mi importa quando tu verrai. Io sento che tra poco tempo tu sarai da me. amore, mi dice che se mi ti fermo cuore, perché tu sola a me mi può aspettare, e se te non mi fide sta. Daniela, tu solo tu in questa mente mia, e sulla te io non la vita mia, se manco tu piange sto cuore mio. Daniela, tu solo tu in questa mente mia, e sulla te io non la vita mia, se manco tu piange sto cuore mio. Daniela, io me ne muore sulla ce pensare, da tutte e due mo già mi scordare, e se siete non mi fide sta. Daniela, con il brano con la quale l'abbiamo conosciuto, Daniela. Infatti era un pochettino trascurata, però non è che sono stato io, perché davo spazio pure agli altri. A me fa molto piacere questo. Io sono molto umile, capito? Perciò lo so, Peppe, ti conosciamo. Possiamo già spoilerare il titolo del nuovo brano oppure ancora lo teniamo segreto? No, io te lo posso dire, siamo. Non lo devi dire solo a me, se lo dici lo devi dire a tutti. A tutti. Cuore mio. Oh cuore mio, tenetevi pronti con Peppe Armani. Senti, allora io ho portato il cellulare perché stanno arrivando tantissimi saluti e volevo salutare che c'era una dedica praticamente. Mary, mi saluti mia figlia Sofia e mia moglie Francesca, non mi stanno facendo guardare la televisione, quindi si è collegato su TikTok così, con tutti questi video. Gli mandiamo un bacio. Poi c'è Salvo Crisafulli, Nicola che ti fa i complimenti, sono in tantissimi. Grazie. Dopo salutiamo tutti. Allora, è arrivato il momento di Loris. Loris torna il grande qua. Loris. Lui piccolo, ma già lo conosciamo e lo conoscono un po' ovunque, soprattutto con i suoi brani si fa amare. Cosa cantiamo, Loris? Non so malamente. Che la dedico a Betto Prividera, sì, a Mezzo Salvatore e a Ciccio da Ciboli. Questa sera ha fatto bis Loris, tutti i due brani, quelli che preferisce. Andiamo, salutiamo anche Francesco Zerbo con cui hai fatto il duetto. Andiamo, Loris Trapisarda. Ci siamo, vai. Ti prego, vada già a parlare, ormai ci capito tutte cose. Fai tanto tutte le sere e mamma con pensiero resta uscita e non si va più. È tutto a posto, non ti preoccupare, sta accendendo una sua favorita. Siamo cresciuti soli, nessuno ci ha aiutato, dimmi tu ma che potevi fare. Tu sei un guaglione, mezzavi o sacci già, cani che sta strada, cani tu ti può portare. Papà ti sta lontano, non ne fai queste cose, perché che sta famiglia danno solo a te. Tengo
sulla buia e niente faccia fa mandare. Non sono malamento, faccio per necessità. Sento una sta gente e me non sa niente. Non mi succede niente, stai sicuro che non ti abbandono. Come facesse si perdesse a te, invece che non frate tengo solo a te. Ci siamo abituati e sorte non so niente, ma basta solo che mi stai vicino. O saccio la ragione che già fa, o faccio solo per te e per mamma, perché ci sto di solo, la mamma è avvisata, che niente va già a far desiderare. Tu sei un guaglione, mezza viosacci già, cagni che sta strada, che niente ti può portare. Papà già sta lontano, non ne fai stessi cose, perché che sta famiglia danno solo a te. Tengo sulla buia e niente faccia fa mandare. Non so malamento, faccio per necessità. Sento una sta gente e me non sa niente. Non mi succede niente, stai sicuro che non ti abbandono. Savi o sacci già, cagni che sta strada, che niente ti può portare. Papà già sta lontano, non ne fai stessi cose, perché che sta famiglia danno solo a te. Tengo sulla buia e niente faccia fa mandare. Non so malamento, faccio per necessità. Sento una sta gente e me non sa niente. Non mi succede niente, stai sicuro che non ti abbandono. Loris, non ti preoccupare. Ho fatto tu io. Ho fatto tu, non ti abbandono mai. E tutto quello che faccio, lo faccio per te e per mamma. E pure per papà, che sta lontano. E a lui non ci ha fatto mandare mai niente. E ha già fatto la stessa cosa pure io. Ti voglio bene, Loris. Questo brano è bellissimo, Loris. Grazie. Questo Non brano so lo mai- dedicavo anche a Giuseppe Lo Faro. Che lo salutiamo. Allora, purtroppo siamo arrivati in chiusura. Ragazzi, venite tutti che facciamo i saluti finali. Sarà Dario a chiudere. Tra l'altro sta registrando il nuovo brano, il nostro Dario. Preparatevi perché c'è della roba davvero molto interessante che bolle in pentola. Dario, quando sarà pronto? Perché già abbiamo visto anteprime, robe varie. Quando? Esce giorno 28. Giorno 28. Sul canale Sia Musica. Ecco. Scritto da Davide Arezzi e stasera Chiudiamo. lo faccio in anteprima. Questa Lo sera faccio in in anteprima. anteprima. Bene, siamo contenti, ma prima di ascoltarlo vogliamo ricordare a tutti che la prossima settimana di solito voi siete abituati a vederci il venerdì sera alle ore 20. La foto la facciamo, per favore. Ma saremo giovedì. Prossima settimana saremo in diretta giovedì. Anticipiamo un giorno. Esatto, ma solo per la prossima settimana, poi ritorneremo. E la replica? La Di replica questa puntata martedì? oggi cos'è? Venerdì, quindi la replica è martedì. Martedì, ore... Certo. Il martedì saremo alle ore 22. 22. Sì, alle ore 22. 22 matto. Mettetevi in posizione foto. Fai vedere la mano che fai la foto perché altrimenti non si vede. Ragazzi, in posizione foto 1, 2. Ok, Grazie è una fotografo. nostra prassi questa. Ti voglio bene. Allora, questa sera in anteprima ci sarà il nuovo brano di Dario Fazio che ancora non è uscito, uscirà giorno 28, quindi lo regaleremo a tutto il popolo di Bella. Che dire, ci vediamo giovedì? Ci vediamo giovedì, sì, certo. E ringraziamo tutti per essere stati con noi. E a tutti coloro che ci hanno seguito, ascoltato. Buonanotte. Ciao! Parla per parlare pure se non sa niente. Ma tu ti sei guardato buono in faccia, Se sempre verde non fa un sorriso. e quella tutta volesse inciuciare. Ma una volta viene fatta tu, è sempre così là ti può sapere.
A gelosia. A gelosia d'accide e poi fa cose pazze. Parla per parlare pure se non sa niente. Quando può mi dire che anche pure faccia. Dice non ti importa per la roba schiatta. Che parla male me, una premata lei. Nemmeno notte può da dormire. A gelosia è brutta, è una malattia. Io me ne fosse e tu mi pensi ancora. Tu sei convinto ma la gente buona. Voi non puoi che mangi con la buona. Tu schiatti mentre la fanno e fatte. E non ci pensi mai è fatta tua. Ma che te conosci, chi l'ha mai saputo. Si sempre pronto solo a giudicare. A gelosia d'accide e poi fa cose pazze. Parla per parlare pure se non sa niente. Quando può mi dire che anche pure faccia. Dice non ti importa per la roba schiatta. Che parla male me, una premata di lei. Nemmeno notte può da dormire. A gelosia è brutta, è una malattia. Io me ne fosse e tu mi pensi ancora. Uè, guaio, senti a me, a gelosia non serve a niente. Mi faccio una risata. Pure mo c'è bene, guaio. Che parla male me, una premata di lei. Nemmeno notte può da dormire. A gelosia è brutta, è una